Il ticchettio dei nostri passi tra le calli di Venezia risuona e rimbomba come un eco sordo. La cui voce, passo dopo passo, si ripresenta vilipesa e splendida nella sua solitudine, interrotta solo a tratti dal vociare dei veneziani, a passeggio e a far spesa nella loro città. È mezzogiorno. Accanto a noi le saracinesche abbassate di molti negozi e altre alzate, ma con l'ingresso chiuso. Tra le vetrine del centro impazzano inaspettati sconti che sembra facciano a gara a chi offre di più. È la crisi di astinenza di libertà. Io poi lavoro nel mondo del turismo, assolutamente Venezia così vuota è una tristezza assoluta. Noi abbiamo assolutamente bisogno del ritorno dei turisti. È la forza di non arrendersi all'abominevole virus, il mostro, che ha desertificato pure la maestosa e feconda Piazza San Marco, dove si spera, d'ora in poi, le riaperture portino un deciso cambio di passo. Abbiamo un legame con Venezia che non è quello del mero residente, ma di coloro che vogliono in qualche modo difendere e divulgare la storia e la cultura della Serenissima. Venezia tramortita, mortificata, amareggiata, screditata dal paradosso dell'amore ostile verso i turisti. Credo che sia un dramma e quindi, però sai, io sono nato a Venezia e mi ricordo la Venezia dell'Iston dei 20 anni miei, era una città, non si può distruggere una città e non mettere abitanti. Io sono tra i più giovani che vive a Venezia, si figuri lei. Ripercorrendo a ritroso quest'ultimo anno e mezzo, dalla Quarta ad oggi, l'auspicio è che Venezia torni al più presto ad essere ammirata da tutto il mondo. Fortunata a vederla così, ma spero che si ripopoli presto.